arrivas. Buongiorno Italia. Niente, io sono qua chiuso nel mio camper a causa dell'emergenza coronavirus, no? Pertanto i miei viaggi posso solo ripercorrerli con la mente e non con il Pullman, che sarebbe il mio camper, per chi non lo conoscesse, per chi è nuovo. Stavo spulciando un po' le vecchie foto, no? Stavo mettendo un po' di ordine nel computer e mi sono balzate quelle della Scozia. Ho detto, ma perché non facciamo vedere, no, qualche foto di questa famosa Scozia dove ero andato a vivere tanti anni fa? Ma sì, dai, allora io ho fatto neanche tanto una selezione, perché purtroppo all'epoca io in Scozia avevo solo una macchina fotografica, un telefonino non smartphone e un masterizzatore di CD, e tutte le mie foto che avevo fatto, foto e video, ne avevo fatte migliaia, tu non hai idea di che razza di puntine venivano fuori con tutto quello che avevo fatto in Scozia. Purtroppo i CD sono stati persi, quelli con tutte le robe, e niente, a me della Scozia mi rimane solo una manciata di fotografie. Per carità, sempre meglio di niente, però sei curioso? Andiamo a vedere? Dai, andiamo a vedere. Qui eravamo in camera da letto, io in Scozia, praticamente come è successo quella volta, io lavoravo su un pub inglese, no, a Jesolo, e mi è stato detto, guarda che c'è un posto come cameriere in Scozia per quest'inverno, quando hai finito la stagione, se vuoi andare. Ho detto sì, vai, via, parti subito. E insomma niente, sono partito, sono arrivato lì, è venuto il titolare del ristorante, Piero, no? Piero, ti saluto già in anticipo, se per caso dovessi vedere questo video, no? E sarebbe molto bello che tu lo vedessi, anche Lio e tutti gli altri. Mi ha portato in ristorante, mi ha presentato la moglie, tutto il resto dello staff, devo dire che è stata veramente un'accoglienza strepitosa, molto calorosa, strana, diciamo, per quanto insomma io sia comunque un italiano, quindi anche l'italiano insomma non è secondo a nessuno come accoglienza, però diciamo che in Scozia è una cosa molto sentita l'accoglienza, quindi chissà se un giorno riuscirò a spiegare. Quel giorno, dopo avermi presentato lo staff e tutto quanto, ho detto, beh, bisogna trovarti un posto da dormire. Allora mi ha portato da una sua cliente che aveva delle stanze in affitto. Praticamente era questa casa, come puoi vedere, no, in riva all'oceano, molto bello, a tipo 200-300 metri dal lavoro, quindi la perfezione. Io avevo una stanzetta in mansarda, ma continuiamo con le foto. Questa era la vista della cucina, diciamo il giardino era un po' baraccopoli, però insomma se per caso demolivi questa casa qua a sinistra potevi vedere, no, la bellezza di quelle colline, no, sull'oceano. Guarda che figata, dopo le vedrai, dopo le vedi. Diciamo io all'epoca non avevo proprio nessuna esperienza di fotografia, e pertanto insomma le foto erano state fatte veramente da culo con una digitale economica di cos'era, era l'anno 2002-2004 insomma che ero stato lì, quindi insomma dei suoi anni. Qui ero a casa di Mauro lo conoscerai dopo, lo vedrai dopo, è un carissimo amico che ho conosciuto in Scozia, sì, perché lui lavorava già in Scozia e aveva lavorato nello stesso pub inglese dove lavoravo io, no? E siamo diventati molto amici, ne abbiamo combinate di cotte, di crude, veramente ce ne sarebbe da raccontare per mesi. E qua insomma era casa sua. È venuto anche a abitare nel mio stabile, nel mio, come si dice, nella mia casa per un periodo verso la fine. E quante ne abbiamo combinate, e a casa sua, è vero, questi erano i periodi in cui io ero nascosto da lui. Vabbè, no, meglio non raccontarlo, andiamo avanti. Oh, fantastico. Allora, quello che vedi a sinistra è Piero, quello che vedi al centro è Singano che spacca la legna. Qui eravamo nella foresta di Tignebright, dove è stato girato Brevard, no? Dove vedi all'inizio del film i Brevard, che vedi che si apre, no? Tutta quella vallata, no? Con le colline, l'apertura del mare, e io ero proprio lì, e dopo vedrai anche gli altri scorci. Il capo, Piero, vedi quello lì con le mani scassate che dice porca boia, guarda Singano come che spacca le legne, assieme a altri soci, amici, soci, aveva acquistato un bel pezzo, un bel quantitativo della foresta di Tignebright, quindi lui ci andava in questa sua casetta, diciamo, che si dividevano tra loro, questa baitina in mezzo alla foresta, andava a caccia e a pesca. Praticamente all'epoca sì, che Singano non era vegetariano, ci si nutriva, diciamo, con i cervi che si cacciavano e con i pesci che si pescavano, insomma, ecco. Io ovviamente ai cervi non ho mai sparato, perché per quanto insomma mangiassi
gli animali, e comunque c'era una sorta di empatia della serie. Neanche volevo che gli altri li cacciassero, difatti vedi andavo vestito abbastanza appariscente, un po' da discoteca, no? Quando si andava a caccia avevo addirittura il giubbotto bianco, fastidio, no? Però quando c'era da mangiare li mangiavo, e di gusto anche. Queste sono le famose mucche scozzesi a pelo lungo, adesso il nome della razza non te lo so dire. Queste qui erano proprio dietro alla baitina, letteralmente dietro alla baitina, quindi vedi che figata, che fortuna, avevamo questa baitina proprio nel mezzo della foresta di Tenebrae con la vista oceano, no? Puoi vedere, eccola là. Però per pescare Piero ci portava sempre in un altro posto che vedremo dopo, che sarà tipo a 5 km dalla baitina. Qui di preciso, oddio, non mi ricordo se ci siamo arrivati in quad o a piedi o perché ci siamo arrivati qui, o forse se era poco distante dalla baitina. Fatto sta che adesso non si leggono neanche più le date, era un cimitero abbandonato, veramente medievale, no? E in mezzo al niente, puoi immaginarti, cioè faceva la sua scena, perché noi eravamo là, no? Non c'erano pali della luce, macchine, case, capito? Quindi eri in mezzo al nulla, questo cimitero qua antico scozzese, capirai che era strano, no? Cioè, faceva il suo bel effetto. Eccolo qua, vedi, tante tombe proprio non si leggevano le date. Qua si legge qualcosa? No, non si legge niente neanche qua. Questa era la chiesetta del cimitero, come puoi vedere lo stile è sempre molto simile delle chiesette scozzesi. Oddio, io adesso non so cos'erano, mi pare che la maggior parte sia protestante. Una volta ero addirittura andato anche a messa, perché mia mamma, no, che è una fan di preti e suore, quando era venuta a trovarmi con mia nonna a Natale, ha voluto andare a messa, solo che io, siccome non sono esperto, ho detto a messa 2 più 2 chiesa, no? Hai capito? E allora li ho portato in una chiesa, però mi sa che non era tanto una chiesa cattolica, però tanto non capivano un cazzo, dicevano, parlavano tutti in inglese, quindi loro sono state contente. Ecco qua di nuovo il cimitero, puoi vedere fuori dal cancello, no? Vedi? C'erano tutte ste vallate e colline, cioè il niente di niente proprio, così, strafigata assurda. Sempre il cimitero. Sì, beh, gli ho fatto un buco a sto cimitero che metà fa basta, insomma. Qui eravamo per strada, non so dove stavamo andando, però eravamo sempre a Tenebrae. Idem, qua siamo ai piedi di quella bellissima e famosa apertura che hai visto sul film di Braveheart e che vedrai dopo in foto, di quelle foto pazzesche. Questa, ma perché hai fotografato sta casa? Niente di particolare. Ti dirò, questa era la casa, almeno così mi dissero, dell'attore, quello di Trainspotting, quello col baffo, quello che è sempre incazzato, no? Che pestava a tutti. La casa sua. Ci siamo passati avanti. Qui sì, guarda che bello, mi ricordo quasi come fosse ieri. Questa era la strada che non so se stavamo andando o tornando. Ah no, visto che il mare era sulla destra, stavamo tornando. È la strada che collegava, diciamo, l'attracco del ferryboat, perché ci arrivavi col ferryboat, col traghetto, no? Alla nostra baita, zona della foresta, diciamo, no? E dal ferryboat alla baita, insomma, c'era un bel pezzettino di strada, insomma, da fare. Questo era il nostro portafortuna per le giornate di pesca. E qui è dove pescavamo, no? Pensa, mi ricordo, no? Perché praticamente tipo il venerdì o il giovedì, no? Piero ci diceva: ragazzi, volete venire con me a Tenebrae? E noi sì. Allora ci caricava su in jeep, partivamo da Ear, che è dove abitavo io, con la jeep andavamo a prendere sto traghetto, col traghetto si arrivava a Tenebrae e dopo da lì, sempre con la jeep, andavamo verso la baitina. Eccolo qua, Piero, è forte. Piero era italiano, sai. Piero veniva dal Lazio, è arrivato in Scozia molto giovane, ha trovato lì la sua compagna, che è una professoressa del college di Ear, dove era andato a studiare Singano. E niente, Piero, te la dico perché non vorrei mai dimenticarmela. Lui faceva il cuoco in cucina, no? nel suo ristorante, e mi diceva sempre che lui quando sarebbe andato in pensione avrebbe mandato a fanculo tutto e tutti e sarebbe andato a fare l'eremita lì a Tenebrae, nella sua casettina, la sua baitina, e sarebbe vissuto di caccia e pesca. Adesso il ristorante non esiste più, o meglio l'hanno acquistato degli indiani, quindi sicuramente Piero lo vedrò lì a far su le sue canne. Questo è un laghettino, qua gli avevo fatto la foto perché era ghiacciato, questo era proprio dietro alla baita, tipo 50 metri dalla baitina, io la chiamo baitina, insomma era una specie di piccola casettina col caminetto, non so come gli arrivava l'elettricità.
Qua sempre sto laghettino, cioè, vedi, sembra una cosa molto semplice, però in realtà per me, no, che vivevo tutta questa cosa come un'avventura immensa, no, epica, anche vedere un laghetto così, però circondato da decine di chilometri di nulla nella Scozia selvaggia, mi sembrava un po' di vivere come quei documentari, no, che vedi quando visitano tipo il Canada o certe parti dell'America, no? E io mi sentivo proprio lì, complici anche i colori, vedi, diversi, ambientazione, tutto quanto. Qua sempre il laghetto e mi aveva attratto il laghetto. Una spiaggia di Tinnabright. Qua eravamo al ritorno. Su queste spiagge mi raccontavano che c'erano delle colonie di pinguini, cioè non i pinguini quelli del Polo Nord, ma tu sai che di pinguini ce ne sono varie razze. Io purtroppo questi pinguini non li ho mai visti, però insomma mi hanno detto che qua c'erano. Tra l'altro un poco più avanti, che non l'ho visitata, era uno dei miei sogni, diciamo, se fossi andato a vivere lì in camper, diciamo, col Cipini anche non potrei, perché un pitbull lì è bandito, è severamente bandito, quindi non potrei farci neanche, per dire, una gelata di un mesetto, cioè proprio io in Scozia per il momento proprio sono bandito, diciamo. Più avanti, no, del posto dove andavamo noi c'è anche, ho visto poi tramite Google Maps, una sorta di no, città abbandonata, una sorta di piccolissima area industriale, no? Tipo una fabbrichetta con 2 o 3 edifici attorno abbandonati e tutti ricoperti di murales. Ah, grande. Qua sempre, allora, questa baitina, diciamo, aveva la mini fattoria, ok? Allora, dietro di noi c'era la baitina, poi c'era, diciamo, questi capanni degli attrezzi che erano del custode, che era incaricato di mantenere un po' di ordine, capito, nella foresta, un po' il guardiano, insomma, della foresta, no? E questo era il quad, era un 500 di cilindrata dell'Honda e niente, ci siamo divertiti come stupidi, anche perché all'epoca, cioè senza patente, senza casco, così prendevamo il quad, andavamo in giro per la foresta, puoi immaginare che figata. Pestava tanto, per carità, ci andavamo anche delicati, ma pestava tanto, aveva anche la retromarcia, bellissimo, bellissimo, bei ricordi. Purtroppo foto e video del quad sono tra il materiale che ho perso, ne portiamo solo il bellissimo ricordo. Qua il pecorone, e questo era il cane del guardiano, che lui, poretto, veniva sempre a giocare, ma era instancabile, madonna, che stress di cane. E ti portava perfino i sassi, infatti vedi nella foto mi aveva portato il sasso e là lo puntava come per dire me lo tiri, no? E lui andava avanti ore e ore a farsi tirare i sassi. Caro anche lui. Qua Singano perso in mezzo al nulla. Questa è stata una bella fotoricordo, perché vabbè, eravamo un po' allegri, diciamo, quella sera, no? E io e Mauro, non so come, ci eravamo persi nella foresta al buio in mezzo al niente, e non avevamo telefonini con GPS, cagate varie, capito? Quindi eravamo proprio così spersi e niente, ci siamo fatti una foto col flash in notturna, perché era veramente buio pesto, ragazzo. E dopo niente, non so come, cioè a casaccio, non è l'istinto di orientamento, no, assolutamente, proprio a casaccio siamo ritornati alla baitina. Qua siamo sempre dentro la baitina. Questo è Lio, era un signore che si era molto affezionato a me, anche lui era italiano, lui li faceva il lavapiatti e sua moglie la cameriera, e anche lui aveva lavorato un po' in giro per il mondo, aveva lavorato anche in America, mi diceva sempre, no, perché io avevo la fissa che dovevo andare in California dopo la Scozia, no? Mi diceva sempre no, non c'è andare in California, lì, cos'è che mi diceva sempre? Lì ti fanno la barba, una roba del genere, mi diceva sempre. Probabilmente diceva col carattere rompicazzo che hai te, se vai in America ti fanno il culo, hai capito? Quindi diceva sempre no, non andare. Che forte. Mi aveva anche regalato un bellissimo libro che conservo come un cimelio, La caduta e il declino del Romano Impero, no? Perché era scritto all'epoca da un autore che non mi ricordo neanche più il nome, perché se la mia memoria coi nomi è così, che era un bel peperino, un anarchico, quindi da una parte mi aveva attratto per quello, dall'altra perché era un regalo di Lio, e dall'altra ancora perché insomma era un testo completamente in inglese e quindi mi serviva un po' per i miei studi della lingua, insomma. Eccolo qua, come ti accennavo prima, no?
Questa esattamente è la carne di cervo, però qui mi sa eravamo in ristorante o nella baitina? No, questo tavolo così rustico no, è della baitina, esatto, beh, coi tovaglioli di carta. Piero cacciava i cervi, si arrangiava lui, scuoiava, faceva tutto e poi ce li cucinava, e questo era cervo con patate. Eccoci qua. Quella sera eravamo io, Mauro che è sulle mani che vedi a sinistra, Piero che è quello che cucina e Lio che è quello a destra. Guarda che bello, bei ricordi, guarda le prese inglesi, no? Le vedi? Le prese alla corrente. Qui eravamo nella Jeep di Piero, no? Mi colpì la prima volta che la vidi, la famosa guida a destra, e dicevo ma come cazzo fai? No? Poi giustamente come tutte le cose è una questione di abitudine. Qua delle strade per Teen Brights, come puoi vedere, osserva bene, non sono pali della luce, sono alberi un po' rinsecchiti, non hai niente, né case né niente, guarda tutti questi panorami infiniti, è bellissimo, a me è rimasta veramente nel cuore Teen Brights, veramente. Certo, esserci stato lì adesso con la Sony e la GoPro e un po' quel minimo di capacità che ho acquisito e la voglia di far video, sarebbe venuto fuori un telefilm epico, ragazzo, anche perché veramente io adesso, vabbè, chiaro, tutte non posso raccontarle sia per questioni di tempo che di decenza, ma in Scozia ne ho combinate veramente di tutti i colori, ma veramente sempre a Teen Brights, guarda che belle stradine che c'erano, cioè di tutti i colori. Tieni conto, una giornata normale è che tu uscivi con gente che avevi conosciuto per strada, andavi tipo in una discoteca, in un locale e ti ritrovavi dopo in macchina di una tipa ma sconosciuta, cioè che io veramente dicevo ma ogni tanto ci penso, dico ma quello chi cazzo era, lei e quella chi cacchio era, e dopo ti ferma la polizia, portano dentro lei perché era ubriaca e tu, in questo caso io Singano, ti ritrovi in chissà quale città, e dopo lì quella volta addirittura mi devo essere fatto una decina di chilometri a piedi e così a caso ho ritrovato la via di casa, cioè vedi, ero talmente allegro che neanche mi ero pensato di chiamare un taxi, di più o meno dove ero e di portarmi a casa. Questa era la casetta sull'albero che avevamo costruito, lì si stava finendo di dipingerla, era per controllare i cervi. Qua purtroppo, ti ripeto, la macchinetta era quella che ero, quindi abbi pietà delle mie fotografie dall'epoca, ero poco più di teenager. Quanto avevo? Avevo tipo 20 anni, 19 anni, insomma, quando ero andato su là. E qui eravamo sempre alla foresta di Teen Brights, cioè in quel mezzo al niente che io chiamo, ma in realtà niente è il tutto, insomma, guarda, vegetazione, varietà, spazio, no? Colori, sfumature, chiamalo niente. E qua Lio che sale dentro la casetta, eccola qua, cioè la famosa casetta sull'albero. Beh dai, almeno di Teen Brights mi sono rimaste un bel po' di foto. Chissà poi se la pronuncia è giusta, perché io quando ero lì lo chiamavo sempre Ticknebrook, hai capito? Perché ci sono parole che non ti entrano, tipo castagna, chestnut. Cioè, ci hanno messo mesi per farmi imparare quella parola. Poi me l'hanno scritta, allora leggendola ho detto, ah, chestnut, ah, ok. Fiumi azzurri e colline, praterie. Che bello, di quei colori e di quelle luci che si creavano, ragazzo. Pecore ovunque, sì, tante pecore. E questa, guarda che bella, cioè non voglio dire che le luci e i colori che si creavano lì erano più belli di quelli che si creano in Australia, in America, in Italia, no, ma appunto, come vedi, ti ho appena detto, America, Australia, Italia, ognuno ha la propria immagine, no? Ognuno dà la propria immagine di sé, no? Infatti il tramonto visto ad Ibiza credo sia ben diverso da quello che vedi qui in Italia, insomma, seppur non ci sia chissà che distanza tra il Veneto e Ibiza, insomma, quindi capisci che ogni realtà, ogni luogo ha effettivamente i suoi colori e le sue ambientazioni. Eccolo qua, il guardiano, no, che ci saluta. E qua mentre stava arrivando, perché le foto le sto vedendo a ritroso. Queste foto praticamente erano click fatti a caso dalla Jeep mentre correvamo, cioè io click. Un po' stile China. Io e Mauro in Jeep, la barca di Popeye. Qua eravamo vicino a dove pescavamo noi, esattamente. Infatti, eccoci qua. Questo era il posto dove Piero ci portava a pescare. Qui c'erano degli allevamenti, mi pare di salmone, sia a sinistra che a destra, ok? Da qui iniziava subito fondo il mare, diciamo c'erano circa un 3 metri, partivi subito dai 3 metri. Sì, all'epoca ti ho detto Singano non era vegetariano, quindi pescava anche Singano. E si pescavano i macro, non
non ho mai capito, per quanto abbia provato a studiare, a cercare poi sull'internet, no? Che razza di pesce era sto macro, anche perché all'epoca lì non c'era internet, non avevo internet né nello smartphone né a casa, hai capito? Quindi sarà stato anche per quello che l'avventura è stata vissuta veramente alla grande, sì, secondo me sì, perché era tutto un'incognita, era tutto veramente un scoprire, non ti aspettavi mai che cacchio c'era, hai capito? No, bello, bello, bello. E comunque qui, proprio in questo punto qui, e quel giorno lì, avevo pescato uno squalo gattuccio. Pensavo mi si fosse incastrato l'amo nei fondali, e invece no, tira, e in due siamo riusciti a tirar su e no, avevo preso uno squalo gattuccio. Avevo anche le foto dello squalo gattuccio che ti metteva anche in appena, difatti dopo da lì Singano non ha più pescato, perché, oddio, non so poi se era proprio uno squalo gattuccio o uno squalo simile al gattuccio, aveva degli occhi che sembravano quasi di mammifero, non erano proprio occhi da pesce, erano molto grandi e sembravano proprio da mammifero, quindi era molto strano. Sarà stato di 1,5 metri, adesso non mi ricordo, circa 1,5 metri. Mi hanno detto che era ancora piccolo, e questa no, questa era la postazione prenotata di Piero, però la lasciavamo volentieri perché noi preferivamo andare a pescare di là. Eccola qua. Mettersi là da una parte, quando magari ti appoggiavi, diciamo, nella ringhiera, poteva darti un po' quella sensazione di fluttuare sul mare, perché alla fine lì eri sopra il mare, no? L'oceano. E ragazzi, di quei tramonti, di quelle cose bellissime, e che vedi, che razza di foto che ho fatto, che schifo. Vabbè, porta pazienza, porta pazienza. Ecco, andando avanti per di qua c'era quella famosa zona tutta dipinta dai murales che ti accennavo, che però purtroppo non ho visto. Pensa che io nei miei sogni, nelle mie fantasticherie, ho detto se un giorno riuscirò ad andare in Scozia col camper, farmi un mesetto così, ci terrei a lasciare il camper all'entrata di Tenebraice, no? E girarmela tutta in mountain bike, sarebbe veramente una figata. Adesso Pullman non ha il portabici, però ha già il supporto, l'attacco dietro, quindi un giorno se voglio prendere un portabici è già predisposto, quindi c'era anche lì, beh sì, era venuto anche lì a pescare. Eccolo là, vedi che c'è a destra di Mauro c'era quelle cose lì in acqua, quelle erano delle reti di questi appunto allevamenti che, ripeto, secondo me erano salmone. Piero che fa l'inventario, sì, era salmone di sicuro, anche perché in Scozia, mi ricorderò sempre, il salmone e gli scampi costavano una cazzata. Io mi sono fatto di quelle mangiate che non hai idea di salmone e scampi, ma quanto. Beh, mangiavo tanto in generale perché ero diventato rotondo dopo lì verso la fine, ero veramente rotondo anche di faccia, perché si beveva tanto e si mangiava tanto e mi ero arrotondato. Mentre però mi ricordo, no, se prendevi tipo il salame, a parte che non si usava a mangiare affettati là, ma erano rari, li trovi nei grandi supermercati, erano delle buste già tagliati, no? Le buste quelle nel banco frigo, quindi non te lo tagliavano al momento, no? E costavano l'ira di Dio, c'è una vaschettina di salame, costava una follia, anche per carità, se dovevi prenderti dei pezzi di mucca. Controsenso, le bracciole di maiale costavano un cazzo, le pork chop, e io ne prendevo a 1.000, me le mangiavo con le patatine fritte prima di andare a dormire, guarda che alle 3 di notte io mi alzavo, mi facevo le bracciole e le patate fritte, me le mangiavo a letto e mi guardavo il film nel portatile, no? È bellissimo, cavolo. Poi arrivava la proprietaria a darmi carne perché fumavo in camera dalla finestra. La prossima volta che fumi ti butto fuori. I told you! Mi dice. Cara, qua siamo sempre nella postazione di pesca. Questo era un riccio di mare, l'avevamo trovato lì. Pecore. Eravamo già vicini all'attacco del feribotto, perché già vedi delle case. Mentre se vedi in fondo, no, proseguendo, c'è tutta quella zona dell'apertura, no, dell'oceano che rientra in questa insenatura e là c'è tutte queste montagne, diciamo colline. Mamma mia, che panorami, ragazzo. Piccole. Le mucche, anche le mucche gli avevo fatto un bel book.
Qua vabbè te ne ho selezionate a solo qualcuna così, giusto per vedere, guarda che bello, un po' gli spazi e anche la diversità delle mucche, perché è strano vedere le mucche col pelo così, no? Cioè, guarda che bello vedere queste mucche qua in riva all'oceano così, con i prati verdi, le colline. È bellissimo. Oddio, cosa c'era in mezzo? Ah no, erano vitelli, perché ho detto, cosa sono? Lama? Beh, delle pecore anche vedo, sì, le pecore quelle non mancavano mai. Ah sì, eccoli qua, i vitellini, i vitellini. Beh, perché le pecore, sì, beh, lì le mangiavano, cioè era un piatto tipico che io non ho mai provato, mangiare tipo l'interiora di capra, per esempio, no? Quindi capisci, tante cose Singa non le ha provate, per quanto tipiche erano, gliele ha lasciate a loro. Che ho provato, vabbè, l'immancabile ICP sauce, che è una salsa inglese, un po' a base di aceto, no? E un tentativo di English breakfast, diciamo, mi aveva obbligato la morosetta quella volta, e io ho mangiato credo solo pancetta e basta, probabilmente ho fatto colazione con la pancetta e caffè. D'altronde là io chiedevo a brioche e nessuno conosceva la brioche. Ho detto cazzo, ho detto anche brioche, non è che ho detto un termine italiano. In realtà no, perché lì si diceva croissant, a parte che comunque era difficile, veramente difficile trovarli, ok? Ma comunque si diceva croissant, no, non brioche. Chissà di chi è brioche, sarà una roba francese, non lo so. Al Turel, e qua c'erano anche vari i gabbiani dietro in volo. Che foto che avrei fatto se avessi avuto la mia attrezzatura adesso. Non rimpiangere mai, anche perché, ripeto, so che è strano da dire, per quanto io ami fare i video, no? E li faccia anche soprattutto come ricordo anche per me, no? Però vivere le cose senza tecnologia, senza i minimi, niente di niente, proprio di niente, fidati che tu al momento ingrandisci il tutto, no? Perché sei molto più concentrato sul momento piuttosto che su tutto quello che ci va dietro, no? E poi comunque il ricordo è una regola un po' generale, applicabile a molte persone, sicuramente non a tutti. Quando tu ti ricordi una cosa a distanza di molti anni, se hai avuto un ricordo positivo, tendi a ingrandirla, a enfatizzarla, hai capito? E più positivo è il ricordo, più ancora la enfatizzi, cioè è una sorta di moltiplicatore. Quindi sì, non so neanch'io se dire ma sono felice di avere queste foto oppure di non averle. Boh, sì, per carità, non lo so. Conservo comunque tutte e due le cose, cioè sia il bel ricordo enfatizzato che la fotografia, però non lo so, sai, è una cosa che mi chiedo ma non ho mica risposta, eh. Qui eravamo sempre dietro la baitina, sì, sì, sì. Credo per strada, comunque sempre Tenebraic. Tenebraic è il posto che mi è rimasto di più nel cuore, cioè io l'ho visitata per quello che potevo la Scozia, andavo quasi tutti i weekend a Glasgow, Edimburgo, visitavo in treno, prendevi il treno, andavi nelle cittadine vicine, però non avendo internet veramente non sapevo cosa visitare, quindi io castelli, a parte quello di Edimburgo, non ne ho visti. E per assurdo ne avevo anche di vicino a casa, poi ho scoperto, vabbè, d'altronde se non hai internet. Tu mi dirai, chiedi alle persone, come qua Piero ti ha portato in questo bellissimo posto che conosceva, puoi chiedere ad altre persone. Ti dirò, so che ti può sembrare assurdo e spero non sia in qualche modo offensivo per gli scozzesi, ma nel periodo in cui ho abitato in Scozia, e probabilmente per una serie di coincidenze sia di luogo che di tempi che di persone, veramente non ho ricevuto nessun consiglio su cosa visitare o altro, ma non perché la gente non voleva darmeli, assolutamente, proprio perché la gente che ho conosciuto in quel periodo, ripeto, non aveva la predisposizione a viaggiare. Pensa che addirittura ho conosciuto delle persone che non hanno mai visto Edimburgo, ma Edimburgo era a 80 km da Ayr. Cioè io avevo preso l'autobus quella volta per andare a Edimburgo. Figurati, se la gente non va a Edimburgo, che è la capitale, come fa a dirti, ah, qua c'è sto castello, qua c'è sto sentiero, eccetera. Quindi hai capito. Che spiazzette. Questo era il mio wild. E che wild, ragazzo. Cioè, questa foto, secondo me, sarebbe venuto fuori un capolavoro pazzesco, che purtroppo, ripeto, sì, con una piccola digitale cosa vuoi farci? Vedi, noi andavamo a pescare in fondo, quando finisce, diciamo, questa insenatura delle due colline, a destra, noi eravamo lì. Questa è
la targhetta, diciamo, che si trova in uno dei punti panoramici di questo stretto di Tinebreich, che io chiamavo Tinebrook, e eccolo qua, visto con il sole alle spalle. Vedi, avevi sempre questi colori pastellati che ti facevano compagnia dovunque tu andavi, avevi sempre questi ocra, questi rosso cervo molto spento, questi verdi e questo azzurro molto, molto strano. Qua, beh, l'effetto silhouette, stupendo. Avevo una foto, ma non credo purtroppo di non avercela più, di questo stretto, ok, con in mezzo una nave, e serviva per far capire quanto cacchio era larga sta roba, cioè che vista così può sembrare un canale, un fiume, in realtà era veramente enorme sta roba, hai capito? Adesso vediamo se la troviamo. On the road, facciamo un po' America, no? Sta ambientazione. Qui eravamo all'inizio, poco dopo il traghetto, la desertitudine. Cioè, vedi, chi voleva un attimo vivere isolato si metteva, diciamo, all'entrata, no? Ossia dove c'era l'attacco del ferryboat, dove comunque sì, c'era una piccola cittadina con i negozi, e comunque da una parte, la parte ferryboat, eri collegato al mondo, no? Cioè potevi andare a visitare facilmente l'altra parte di Scozia salendo semplicemente con l'auto, e dall'altra potevi visitarti questi posti veramente infiniti, selvaggi. Beh, questi colori mi colpiscono sempre. Ma che robe. Ah, ecco qua il famoso ferryboat. Qui è proprio dove si prende il ferryboat. Qua era di primissima mattina. Questo era Singano da boccia, da sbarbato, col suo giubbottone che usava per la caccia, no? Hai capito? per allontanare un po' i cervi. E quelle braghe là, da mezzo militare, mezzo tamarrone, che avevo preso in un negozio a Glasgow. Ecco qua, la prima mattina a Tinebreich. Beh sì, poi sai, da italiano, no, mi stupiva tantissimo tutta la diversità anche nei generi alimentari. Queste erano le polo alla frutta, noi non le ho mai viste. Beh, nei supermercati come mi perdevo. E lì, diciamo, è la patria del junk food, quindi tutte le barrette di cioccolata, le patatine, erano all'ordine del giorno. Pensa che in un supermercato trovavi 3 corsie solo di patatine, cioè rendiamoci conto, da noi ne trovi metà di solito, cioè in una corsia un lato è di patatine e il lato è di un'altra roba, là no, proprio trovi 3 corsie di patatine, robe indescrivibili. E in Scozia avevo visto per la prima volta le Coca-Cola elefante ai gusti strani, poi sono arrivate anche in Italia, però all'epoca, cioè, vedere la Coca-Cola alla vaniglia, alla marena, cioè era tanto strano, no? Che mattinata, cioè, pensa essere qua di prima mattina col silenzio e quel venticello fresco. Perché attenzione, in Scozia non è vero che fa freddo come si dice. In Scozia in realtà c'è una temperatura autunnale, un po' invernale, beh sì, a tratti anche invernale, e che dura tutto l'anno praticamente, no? Però quando io tipo sono sceso a febbraio per trovare i parenti, no, in Italia, mi ricordo che ero sceso dall'aereo con tipo un giubbottino e una t-shirt, hai capito? Per carità, è vero che c'era anche l'alcol che scaldava, ok, però cazzo, arrivato giù all'aeroporto di Treviso, cavolo, ho detto porca puttana, ho detto cos'è quella roba? Ah, la nebbia, non me la ricordavo neanche più. Cazzo, un freddo, un'umidità, che ho detto porca troia. Altro mito da sfatare, te lo dico subito perché sennò dopo io parlo e me ne dimentico, è il discorso della pioggia. In Scozia non è vero che pioveva sempre. Allora, a parte il fatto che non pioveva sempre, e quello proprio te lo posso assicurare, che piove molto più da noi che in Scozia, come giorni di pioggia, no? E poi la pioggia scozzese era molto strana perché era molto molto leggera, ok? Era una sorta di, sembrava, non dico acqua vaporizzata, però era una pioggia veramente leggera, la vedevi proprio che scendeva lenta, e molta gente, tra cui Singano, quando pioveva se ne andava via senza ombrello perché non serviva, insomma, ecco. Questa è scurissima. Allora, qui sei fuori di casa mia, 24 Eglinton Terrace Air, se vuoi vedertela su Google Maps. A destra appunto c'è l'entrata per il mio appartamento, a sinistra c'era un campo da tennis e più avanti, che riesci anche a vederla, c'era un'antica torre medievale. Era un bellissimo quartiere storico, sembrava un po', sai, quando vedi quei telefilm americani, no? Quelle viette di Beverly Hills, no? Con le villette, con tutti quei prati puliti,
molto molto simile sotto quell'aspetto, sì. Per andare al lavoro dovevo andare avanti di là, ossia passare la torre, poi girare a sinistra e c'eravamo. Questa era una professoressa, qui eravamo al college e la lingua blu di Singano è perché al college c'erano le caramelle con scritto Air College gratuite, no? Che c'erano queste ciotoline, puoi immaginare Singano che faceva sempre razzia di caramelle, aveva sempre la lingua blu perché ti coloravano la lingua. Tu mi dirai, ma era un asilo o un college? No, era proprio il college. Questa l'abbiamo fatta fuori da scuola, fuori dal college, esatto, con Mauro, la Ashley e la Lindsay. Qua parliamo di milioni di fotografie che ho perso, perché qua eravamo a Glasgow, qui ero appena fuori dalla stazione dei treni. A Glasgow, per quanto sia sempre stato un appassionato di natura, ma ci andavo spesso, perché c'erano tanti negozi strani, tante cose strane, pub, locali, veramente molto molto bello. Ci andavo quasi ogni sabato, quasi. Quando non andavo a Tina Blythe andavo a Glasgow, insomma. Certo il sabato e la domenica non stavo assolutamente fermo lì. Prendevo il mio autobus, prendevo il mio treno, via, vai, a caso dove capitava. Vedi, a me piace sempre fotografare ogni lato delle cose, no? Cioè non far sempre vedere il bello, ma il posto a 360 gradi. Quindi queste erano un po' anche le viette nascoste del centro, no? Non proprio la periferia, ma proprio le viette nascoste, un po' come quando a Venezia fai le vie principali o a Caorle e ti trovi le viettine nascoste imbucate e trovi quel che trovi. Beh sì, c'erano anche negozi, diciamo, molto particolari, molto, molto appariscenti. Avevo fatto questa foto al negozio dei Celtic, perché c'erano i Celtic e gli altri cos'erano? I Ranger, mi pare, che erano quelle due squadre di calcio, diciamo, principali, ossia uno dei principali motivi di baruffa degli scozzesi. Difatti, no, gli scozzesi sbaruffavano parecchio, no? Parecchio. Io li ho sempre visti andare a mosche, perché da quanto ubriachi erano, cioè pestarsi era una cosa veramente difficile, però diciamo c'era questa tendenza a sbaruffamento. Difatti trovi spesso anche nei negozi la sicurezza, no? All'entrata, quindi non solo in tutti i pub e le discoteche, tutti, ma li trovavi proprio anche in certi negozi, quindi insomma, vedi, quello deve essere un lavoro che non manca in Scozia. E per ovviare un po' a questi problemi, diciamo, di baruffe, no? Di asti, no? Tra parti, in Scozia era vietato nelle chiese o in molti locali, pub, eccetera, entrare con le magliette di calcio e con i kilt, perché c'era anche astio, diciamo, tra le famiglie, perché sai, un po' una sorta di razzismo, campanilismo anche sotto quell'aspetto. Una semplicissima via del centro. Forse volevo fotografare l'autobus, forse anche il cab. Quello è bello, vedi, qui i taxi lì si chiamano cab, ne trovavi un disastro in giro. Diciamo gli scozzesi si muovevano poco in auto, molto molto poco, non so se era per il discorso dell'alcol, che li erano veramente abituati a bere tanto, cioè tanto non nel senso che si distruggevano, ma tanto nel senso che bevevano anche di prima mattina, li trovavi le vecchiette con i gin tonic al bar, cioè proprio una roba tranquilla, o al bingo con 4 o 5 vodka orange, e quindi tutti si spostavano sempre con questi cab e con i mezzi pubblici. Va anche detto che spostarsi in cab era anche relativamente economico, insomma, farti venire a prendere e portarti in un posto ti costava all'epoca 3 pound, che erano 9.000 lire, insomma, che tradotto sarebbero 4,50 euro. Io non so se un taxi ti porta in giro con 4,50 euro, hai capito? Non ho mai preso taxi in Italia. Un negozio di chitarre, così. E qua, come puoi vedere, vedi, era pieno, proprio pieno di taxi ovunque. Una chiesa, come ti anticipavo prima, no? Le vedi che lo stile è sempre quello, quelli coi finestroni, adesso non so neanche che stile è quello, se è un gotico. Il campanile, va che roba, è strano, è bello da vedere, no? E il portone, vogliamo parlarne? Il portone ancestrale, una semi-periferia. A me attraevano sti colori degli edifici così. Questa che puoi vedere era la sala dei concerti, però prima a destra c'era un centro commerciale e all'epoca i centri commerciali erano veramente pochi, difatti l'economia girava veramente alla grande. Io lì in Scozia ho fatto veramente la bella vita, perché proprio c'era questa economia paradisiaca, oserei dire.
È relativo che tu guadagnassi tanto o poco. Cos'è guadagnare tanto o poco? È il fatto che poi la roba costava poco, hai capito? Cioè, entrare in una discoteca costava anche 2 pound, cioè erano 3 euro, capisci? La più rinomata, dove era andato a suonare anche Puff Daddy, che era il Madison, 4 pound e 50, cioè la più costosa, hai capito? Tieni conto, all'epoca un pound era 3.000 lire, io facevo i conti così. Ah, il Virgin Megastore, questo era su 5 piani. Ah, beh, faceva la sua impressione, eh. E qua il centro di questa piccola New York scozzese. Lì ho il ristorante, sì, questo era il ristorante dove lavoravo. E qui un cliente che lavorava all'HP mi aveva trovato su internet e mi aveva stampato la foto, e lì era l'SD. Io lavoravo come responsabile tecnico in una catena di negozi informatici. Per quanto oscura sia sta foto, questo comunque è una delle sale del ristorante. Qua credo fosse stato a tema San Valentino, erano molto attenti, no, alle feste, cioè anche ad Halloween noi servivamo i clienti in maschera. Io ero vestito da mafioso, no? Tutti truccati, c'era le ragnatelle con le zucche ovunque, ci tengono molto a ste robe qua. Sì, sì, era San Valentino. Questa era la sala di attesa, diciamo. Qui, beh, bellissimo, perché poi Singano, no, che era entrato nella parte, quanto si divertiva. Quando entravano le signore, no? Allora là le accoglievo, le toglievo il cappotto, le facevo accomodare nel sofa, nel divano, portavo l'aperitivo, e la titolare era molto contenta di sta roba. C'era lei che mi spronava, mi diceva sempre: no, vai a chiacchierare, vai, e io e io veramente ero pagato per divertirmi anche poco, perché erano 6 ore e 40 al giorno, 5 giorni alla settimana, e si poteva anche fumare dentro. Noi avevamo l'angolino dove fumavamo e ci prendevamo da mangiare in cucina, e bella vita, ragazzo, bella vita, veramente bella vita. E quanti soldi di mance, perché io e Mauro eravamo i capi sala, no? E quindi la maggior parte delle mance ce le prendevamo noi. Eccolo, guarda, Pierinos, che sarebbe il ristorante di Piero. Ah sì, era anche tra virgolette pizzeria, sì, c'erano delle pizze, beh, molto diverse dalle nostre, cucinate mi pare in un forno, mi pare che era un forno elettrico, oddio non mi ricordo, comunque sì, erano parecchio diverse dalle nostre. Vedi, pizza da 3 pound, quindi 9.000 lire, quindi 4,50 euro. Sì, era comunque abbastanza caretto come ristorante. Diciamo che se ti volevi prendere un filetto ti costava un occhio della testa, però ragazzo, mance, cioè c'erano anche, quando venivano a lavorare gli avvocati, perché in parte avevamo la corte dei giudici, si facevano un pranzetto normale e ti lasciavano 5 pound di mancia. Io poi in pausa pranzo c'ero solo io come cameriere, no? E quindi 5 pound a tavola, tutti per me, 15.000 lire così, cioè pomboccia, cioè 15.000 lire qua, 10 là, 20 là, cazzo, giravano soldini all'epoca. E quello lì, esatto, e quello è il Pierino, che entravi dentro, era un po' seminterrato, diciamo, e lì era il ristorante. Era, sì, diciamo in centro, beh no, in centro ad Air no, era proprio al confine del centro ad Air, perché prima della strada c'era la piazza, piazza Burns Square, no Burns quello dei Simpson, no, un altro tizio. E qua niente, mi aveva colpito sto aggeggio qua di prenotazione attraversamento. Eccola qua, questa è la famosa piazza che ti dicevo, piazza Burns. Allora, capiamoci, alle spalle c'era l'oceano, a destra c'era il lavoro di Singano, a sinistra, vedi là che vai là a sinistra, c'era tutto il centro, no? Quindi tutte queste vie piene di negozi, di ristoranti, di locali, mamma mia che bella che era sto paese. E a sinistra di quella Casa Bianca, andando avanti dritto, costeggiando l'oceano, c'era casa di Singano. Certo che facevo di quelle foto veramente pietose, sempre non avendo internet né niente, io manco sapevo chi era sto tizio, la storia, magari era il fondatore del paese, che ne so io. E questa era la famosa corte dei giudici che ti dicevo, una sorta di palazzo di giustizia, no, se vogliamo. Era proprio nella piazza, e dietro, beh, tu non lo puoi vedere adesso, ma dietro c'era l'oceano, quindi c'era proprio il prato, e subito dopo il prato c'era l'oceano.
Eccolo qua, difatti, vedi la corte dei giudici è appena qui a destra, io sono a sinistra della corte dei giudici e qua ho sto panorama con sti prati bellissimi. Sì, questa è la stradina che a volte facevo per andare da casa al lavoro, passavo per la spiazzetta, diciamo. Per l'appunto, questa è la stradina che da casa mia portava all'oceano. Bellissimi ricordi. È il mio outfit quando andavo fuori a fumare. E qua niente, la morosetta che avevo, la Natalie. Basta, finite. Italia, spero ti sia piaciuto questo piccolo viaggio fotografico nella mia amata Scozia. Chissà che un giorno non abbia la possibilità di ritornarci e là, ragazzo, vedrai quanti video che non ti farei. Eccolo.